Allora, eccoci rientrati in studio, abbiamo salutato Roberto Tommasi dell'associazione Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie, e salutiamo invece in studio Alfredo Belluco di Confeder Contribuenti. Buonasera. Buonasera a voi. Da sempre un'associazione che si batte, che lotta con i cittadini spesso vessati, usurati e quant'altro dal sistema bancario. Allora, prima di iniziare il discorso sulle banche popolari venete, che ormai sono quotidianamente sulle prime pagine dei giornali, facciamo il punto di quanto sta avvenendo. Ieri c'è stata un'assemblea a fiume di Veneto Banca a Marghera, vediamo com'è andata. Ribaltone ieri sera a Veneto Banca, al termine di un'assemblea dominata dalla tensione e dalla rabbia dei piccoli azionisti. La lista delle associazioni ha portato a casa il nuovo consiglio d'amministrazione. Un cambio della guardia che non rallenta il percorso per l'aumento di capitale, mentre l'ipotesi di un intervento di Atlante appare di giorno in giorno più concreta. Domani tornerà a riunirsi il nuovo CDA per definire tra l'altro i comitati interni. Dopo la breve riunione serale di ieri sera, servita a nominare il nuovo presidente Stefano Ambrosini. Da martedì prossimo il nuovo vertice riannoderà i fili con la Banca Centrale Europea. A chiamare in causa il fondo, già intervenuto a salvare la Banca Popolare di Vicenza, è stato Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa, capofila del consorzio di banche che garantisce l'operazione da 1 miliardo di Montebelluna. La strada tracciata prevede di portare l'istituto in borsa a giugno. Ma il flop della Banca Popolare di Vicenza non fa ben sperare. E a proposito dell'Istituto Berico, il CDA della banca, che torna a riunirsi martedì prossimo 10 maggio, è pronto a dare mandato a uno studio legale per valutare i presupposti per l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori, a partire da Gianni Zonin, per 20 anni alla guida dell'istituto. L'azione di responsabilità, bocciata tra le polemiche nell'ultimo appuntamento dei soci, sarà portata all'assemblea, ancora da convocare, che si terrà entro la fine di giugno per rinnovare il Consiglio con la lista proposta dal nuovo socio Atlante. Allora, questi sono i fatti di questi ultimi giorni, ma si sono salvate le banche, o si sta cercando di salvare le banche, perché per la Banca Popolare di Vicenza, se non sbaglio, proprio voi oggi, il Movimento 5 Stelle ha detto è probabile il bail-in. La situazione, io dicevo prima, appunto, si stanno cercando di salvare le banche, abbiamo visto la non quotazione in borsa di Banca Popolare di Vicenza, anche qui per Veneto Banca non si sa quale sarà la strada che verrà intrapresa, però per gli azionisti... Io credo che sia è definibile quasi un colpo mortale per il Veneto, questo delle due banche. Di fatto io mi credo che sia una situazione che dimostra quanto il Veneto ha avuto una classe dirigente incompetente negli ultimi anni, e ha dimostrato, insomma, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche della società, insomma, di non aver avuto quegli anticorpi all'interno per poter dimostrare di avere una maturità per poter fare un passo verso banche completamente diverse, ma non solo, per avere sul territorio istituti finanziari che potessero reggere il confronto con le altre regioni d'Italia, per certi versi, ma insomma col mondo intero. Siamo di fronte a banche, insomma, la Popolare di Vicenza è passata da 6,2 miliardi di euro a un capitale di 10 milioni di euro. Sono numeri da 6.200 a 10. Di fatto i compensi dell'anno scorso dei vari zonin eccetera hanno superato i 10 milioni di euro, che è il valore attuale della banca. Ogni persona che aveva investito 100.000 euro oggi si trova con 160 euro, chi ne ha investiti 10.000 con 16 euro. Sono numeri che fanno impressione per poter definire un valore che oggi noi definiamo un valore azionario, ma nel passato si dimostrava come mettere i soldi sotto il materasso quasi, per quanta sicurezza c'era nei confronti di queste banche. Il territorio ha perso gran parte della fiducia, ha perso tantissimi soldi, ha perso quasi 10 miliardi di euro, 8,2, ma forse arriveremo anche a 10 miliardi tra le due banche, e si dimostra povero. Quello che io ho sofferto ancora di più nelle ultime manifestazioni anche a Montebelluna come a Vicenza è per certi versi quello che vorrei chiedere tra l'altro, no? a Montebelluna io ero presente, è per certi versi che noi veneti come sempre ci
mostriamo dei grandi laboratori ma rimaniamo in silenzio poi nel momento in cui occorre protestare veramente. E secondo me l'azione di responsabilità popolare di Vicenza era sicuramente dovuta ancora prima, insomma, adesso dell'intervento del Fondo Atlante, e dimostra anche in quel caso l'incapacità poi di essere veneti e di poter battere forti i pugni sul tavolo. Ci siamo in una condizione in cui l'altro giorno ero con un'altra trasmissione con dei politici, insomma, che erano di altre provenienze, che dicevano che nessuno aveva colpe, nessuno conosceva niente. Però insomma gli attuali politici del Veneto, che hanno fatto un lungo percorso nel Veneto, sono gli stessi che conoscevano il Zonin, che conoscevano il Consoli. Non si possono nascondere dietro un dito in questo momento di non aver avuto dei rapporti. Non vuol dire aver avuto dei rapporti di interesse personale, questo sarà la magistratura che poi indagherà e sono convinto che farà un ottimo lavoro. Però quello che io ritengo è che di fatto vi sia stata proprio la mancanza di una classe dirigente politica del nostro Veneto, ed è per questo motivo che mi auguro che già a partire dalle prossime amministrative vi sia il coraggio da parte dei veneti di poter cambiare. Cioè, Bellucco, uno dei grandi punti interrogativi è che chi doveva controllare non ha controllato. Queste banche si sono trovate nel momento in cui hanno dovuto fare il salto su indicazione ovviamente europea, insomma si è aperta la pentola e si è visto che lo stufato dentro era già bruciato. Beh, non serve essere dei grandi chiaroveggenti per capire, insomma, che la Banca d'Italia non è un vigilante serio. Non è un vigilante serio perché è uno che partecipa alla partita, non è un arbitro. È l'arbitro che dovrebbe fischiare. Quando l'arbitro fa parte della compagine non può fischiare, deve partecipare alla parte, cioè alle banche. Al gioco. Nel momento in cui la Banca d'Italia è quasi al 95% di proprietà delle banche, è come chiedere a un vigile, come ho detto prima, di fischiare, di mettere la multa alla sua macchina. Come fa a mettere la multa alla sua macchina? La cosa grave di questa situazione qui non è solo le popolari, Veneto Banca e Popolari Vicenza. La cosa grave è che tutte le banche venete sono coinvolte in un probabile crack, perché qui, e ieri l'abbiamo dimostrato, era sui giornali di oggi, Gazzettino e anche il Mattino, che le banche hanno praticato truffe e usure ben superando il tasso soglia previsto dalla legge. Noi abbiamo le prove perché abbiamo... Un comportamento scorretto, comportamento scorretto che è stato contestato anche... Non è un comportamento scorretto, è un comportamento illecito, illegale. Qui abbiamo avvocato, qui stiamo parlando di usura, un reato che può arrivare commesso nell'ambito bancario fino a 15 anni di reclusione. Noi abbiamo esaminato migliaia di conti correnti e ne abbiamo trovato circa l'85% di illeciti. Quindi noi invitiamo tutti a cliccare alfredobelluco.it, va bene, dove troverete tutti i riferimenti, perché vanno esaminati tutti i rapporti, perché tutti i rapporti teoricamente possono essere contestati. Qui stiamo parlando di salvaguardare il nostro patrimonio, quindi altro che Fondo Atlante. Qui il Fondo Atlante certamente avrà il suo peso, perché ci sono circa 300.000 ipoteche, ci sono 300.000 ipoteche che potenzialmente andranno escusse. Ma qui dobbiamo sapere che possiamo contestare l'indebito. Loro devono dimostrare che il debito è certo, liquido ed esigibile per essere escusso. Loro lo devono dimostrare e noi lo contestiamo, perché è una cosa di una gravità inaudita. Dobbiamo sapere che dobbiamo contestarlo, perché non possiamo accettare. Se io avanzo dei soldi da lei, io devo dimostrare come sia formato il mio credito. Non posso dire io avanzo dei soldi da lei e lei me li deve dare, perché questa è la linea che sta passando. Il decreto che ha fatto il governo è su questa linea, cioè che tu, passate 3 rate o 6 rate o quello che sarà, non me ne può fregare meno, come dicono a Roma,
tu mi devi dare i soldi, no, io te li contesto perché devi dimostrare come si è formato il credito e noi l'abbiamo dimostrato. Stiamo parlando di usura, il 58-98% è stato fatto dalla banca di credito cooperativo dei Colli Euganei e su questo non ci piove perché c'è una sentenza passata in giudicato e ci sono, il GUP di Padova ha chiesto di indagare sui vertici di entrambe le banche, Cassa di risparmio del Veneto e Banca di credito cooperativo dei Colli Euganei, e io posso dire in tutta tranquillità che teoricamente e anzi concretamente tutte le banche, tutti i vertici delle banche e tutti i direttori di filiale teoricamente possono essere indagati Santini. e incolpati. Allora, un sistema bancario in difficoltà, Belluco indica una difficoltà generalizzata per il nostro sistema bancario, ma quello che balza più agli occhi sicuramente in questi mesi è stata la disperazione anche degli azionisti di queste due banche venete che si sono visti di fatto volatilizzare i risparmi. Io su questo punto la penso sostanzialmente come d'Incacia, nel senso che noi abbiamo visto che una norma nazionale che derivava poi da obblighi europei relativamente alla modifica delle banche popolari ha avuto sulle 10 banche coinvolte effetti sostanzialmente neutri per 7 banche, effetti tollerabili per una delle 3 banche venete che in qualche modo è riuscita a entrare comunque poi una combinazione, ed è stata disastrosa invece per la situazione interna preesistente nelle due banche, Veneto Banca e ancora di più Popolare Vicentina. Quindi questo rimanda direttamente alle modalità per certi versi incredibili come stanno uscendo adesso, con cui sono state gestite queste due banche, in particolare ancora peggio di Veneto Banca la Popolare Vicentina. Quindi da questo punto di vista c'è un... E su chi doveva controllare? Beh, ma lì il problema l'ha detto Belluco, cioè il problema è che finché i vertici di queste banche erano comunque, come dire, frequentatori abituali di Banca Italia, è chiaro che è difficile che ci fosse il controllo che ci doveva essere, insomma, no? E soprattutto negli ultimi 5-6 anni in particolare, quando si è formato questa bolla tremenda, in particolare della Popolare Vicentina, questo è stato obiettivamente un tema, diciamo così, ancora più grave nei comportamenti. Allora, da questo punto di vista ci sono pochi discorsi da fare. Adesso le conseguenze sono già durissime, sono durissime dal punto di vista delle persone, insomma i dati di perdita sono sotto gli occhi di tutti, ci saranno conseguenze a cascata perché adesso per esempio, no, come sappiamo, non solo le famiglie che hanno perso i soldi ovviamente avranno problematiche difficilissime, stiamo vedendo se si può trovare qualche via, non è semplice per sanare le situazioni almeno più pesanti con altri provvedimenti che diano una mano sul piano, come dire, umano, umanitario. Ma per esempio nessuno parla, ma è un dato di fatto anche questo, che avrà conseguenze temo negative. Molte azioni comprate erano anche poi entrate nei patrimoni, nei capitali delle aziende, che adesso verranno ovviamente svalutati di conseguenza. Questo determinerà una conseguenza anche sulla possibilità di tante aziende di poter reggere, in un momento tra l'altro ancora difficile dell'economia, la possibilità di mantenere o piuttosto dover chiudere o piuttosto dover ridurre. Quindi noi avremo una serie, poi le ipoteche come veniva detto, cioè quindi la situazione è effettivamente molto grave. Quello che è stato incredibile, uso questo aggettivo perché non ne trovo altri, è il fatto che l'assemblea, non so dove l'hanno fatta quella volta, l'assemblea di Popolare Vicentina abbia poi votato la non effettuazione dell'azione di responsabilità, sì. E mi auguro che la prima decisione che prende il nuovo Consiglio di amministrazione, lo può fare perché con una SPA basta il 2,5%, non c'è bisogno di altro, faccia questa azione di responsabilità in modo tale che almeno si comincia a rimettere in fila le conseguenze. Dopodiché per il futuro bisogna andare avanti come sarà possibile e ovviamente saranno tantissime difficoltà, ma auguriamoci che almeno in un percorso accidentato qualcosa rimanga di questa banca e permetta di avere poi un'aggregazione futura con qualche altro sistema bancario. Su tutto quello che è il progresso bisogna fare tutte le azioni che servono, quindi sia di verifica e di controllo, sia anche
di possibilità di avere qualche normativa che aiuti ad attenuare le gravissime conseguenze che ci sono. Io non vedo molte altre possibilità. Naturalmente questo va fatto con solerzia e andava fatto e va fatto soprattutto dai nuovi vertici delle banche, perché riguarda anche il loro futuro, non solo il loro passato. Professor Casen, se la Banca Popolare di Vicenza dovesse decidere, il nuovo Consiglio di amministrazione, l'azione di responsabilità, sarebbe un'azione tardiva, ormai i buoi sono già scappati. Sono già scappati e credo che c'è un altro grosso problema. E torniamo alla giustizia. Una banca così grande, dove ci sono quantità enormi di situazioni discutibili e comunque reati certi, una struttura come la Procura della Repubblica di Vicenza, che chiaramente è organizzata a fare ben altre cose, improvvisamente si trova questa montagna di problemi da risolvere in tempo reale, perché poi decadono i termini e torniamo al discorso sempre di prima. Quindi cosa ha fatto lo Stato? Cosa fa lo Stato per aiutare questa procura che si è trovata in una situazione davanti a uno tsunami che era imprevisto e imprevedibile? E quindi poi andiamo a dire ma non c'è giustizia, la giustizia arriva in ritardo, ci sono le prescrizioni, tutte queste cose qua. Allora bisognerebbe che ci fosse una mossa da parte della politica a incrementare, oppure non so attraverso quale meccanismo, la magistratura, che mandasse più magistrati ad affrontare due problemi di due banche che sono tra le banche più grandi d'Italia, no? Messi assieme fanno una quantità enorme, non solo, ma mettono in crisi un'intera area, un territorio, e hanno fatto tutto questo in maniera premeditata, ed è chiaro che fu una premeditazione anche perché le popolari, che tu abbia 1.000 euro come socio piuttosto che 30 milioni di euro, sempre un voto hai. Allora questa fretta nel chiudere queste questioni forse ha aiutato qualcuno a scappare in tempo. Se le cose andavano affrontate in maniera diversa e gestite in maniera diversa, probabilmente qualcosa di più si poteva fare. In quanto il problema poi della Popolare è che ha una quantità di soci, è talmente diffusa questa quantità di soci, di piccoli azionisti, che poi i piccoli azionisti sono gli stessi dipendenti della banca e quindi hanno un grosso influsso, perché non hanno nessun interesse che la banca debba saltare, e la banca peraltro nella sua pancia ha immobili di valore non indifferente. Allora bisogna vedere, salviamo la banca o salviamo l'economia della regione? Cosa vale a questo punto salvare una banca o gli sportelli di una banca, dal momento che i soci hanno perso tutto, non sono più proprietari di nulla? Non solo, ma addirittura dei soci gli sono rimasti debiti, perché hanno comprato azioni messe a garanzia e sono in base a questo sono stati dati dei mutui, no? E quindi non hanno più soldi e sono rimasti debiti. E peraltro invece per alcune società hanno chiesto dei prestiti, e sono stati prestiti condizionati. Il 30% del valore del prestito dovevano sottoscrivere azioni della Banca Popolare. Allora poi mi domando, chi è uscito per tempo in quest'ultimo anno, è riuscito in tempo a portarsi a casa tutto, e parliamo di milioni di euro, mentre la stessa cosa non è stata possibile fare per esempio a gente che aveva 20, 30, 50, 100 mila euro. Ecco, questa è la grossa problematica che noi ci troviamo di fronte, e dove chiaramente la magistratura farà il suo corso, però bisognerebbe che anche la politica trovasse dei sistemi per mettere in mora questi personaggi che sono scappati con le tasche piene. Certo. Frattallone, parlando di magistratura vicentina, il professor Casen sollevava la questione, e torniamo effettivamente al problema antecedente, no? Di cui abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione, la questione dell'organico, la questione del poter, come dire, gestire e smaltire tutti i ricorsi che si stanno presentando, che sono stati presentati già migliaia di ricorsi degli azionisti.
e anche a centinaia di denunce, quelle diciamo in Procura della Repubblica. Allora io sono rimasto costernato da questa vicenda perché penso, e su questo concordo con Bellucco, che si tratti di un fenomeno che è solo la punta dell'iceberg. Cioè qui sono saltate perché forse con le popolari c'è un rapporto diverso, però in realtà se ci pensate Montepaschi non è molto diverso. Il fondo Alexander e tutto il resto, Nomura eccetera, che cos'è? È un mancato controllo. Se c'è qualcuno che deve, si è detto prima, fischiare il fuorigioco, se fosse una partita di pallone o di qualche altro sport, e non lo fa e dorme o si gira dall'altra parte o aspetta tempi migliori o non vuole mettere in crisi il mercato per evitare turbamenti, ma il risultato è che poi queste persone poi si ritengono nel lecito qualora fanno passare l'azione che viene comprata per 62 euro e rotti e diventa da 10 centesimi. E quella persona, quella famiglia o quell'azienda, come diceva il senatore, ci hanno messo i propri patrimoni, ci hanno messo i propri risparmi. Allora è vero che è capitale di rischio. Ormai nel 2016 le persone sanno che se è un'azione non è un titolo del tesoro che ti dà rendimento ormai zero, insomma, o giù di là, gli interessi passivi sono a zero. E però il problema, l'impatto sull'economia è veramente forte. Mi ponevo un problema, ragionavo sulla prescrizione di questi reati, perché prima abbiamo toccato, non abbiamo potuto sviscerare approfonditamente, però guardate che la proposta che porta come primo firmatario Ferranti, Donatella, magistrato, presidente della Commissione Giustizia della Camera, persona certamente molto preparata, prevede l'aumento della metà per i reati di corruzione. Ma attenzione, intanto non li prevede per tutti i reati di corruzione, solo per alcuni, per 3. E non li prevede per quel fenomeno di concussione intermedia che sono le interferenze illecite. Portare in questo caso la corruzione a questi livelli è tale per cui la corruzione verrà punita con un procedimento che può tenere sotto scacco la persona denunciata fino a 21 anni, che è un po' tanto. 21 anni, perché i conti da fare sono molto semplici. Chiedo solo scusa perché mi ero fatto un appunto trattandosi di una questione oggettivamente molto delicata, eccola qua. 10 anni di pena massima, la metà perché è previsto da questa legge, 3 anni di bonus per i magistrati perché c'è uno stop tra la sentenza di primo e di secondo grado, 2 anni, 1 anno per il processo di Cassazione, ma forse anche di rinvio, perché ci si dimentica che la Cassazione si annulla il primo grado, si rifà il primo grado, si rifà il secondo e si va in Cassazione dopo. Quindi questo è il testo che c'è. Poi più altri 3 anni e mezzo, che sarebbe il famoso quarto previsto dalla legge attuale per tutti i reati. Quindi alla fine sono delle norme che in parte vorrebbero contrastare il fenomeno dilagante dando più tempo ai magistrati per fare i processi. Abbiamo detto prima quei magistrati che non hanno gli strumenti quando sono inquirenti per scoprire chi è che commette questi reati, e però in realtà contrastano con un principio costituzionale che è solo l'articolo 111 sulla ragionevole durata del processo. 111 secondo comma. Dice espressamente la legge ne assicura al processo la ragionevole durata, ma uno può stare sotto scacco 21 anni? È solo una domanda che io pongo. È ragionevole. È ragionevole. Poi ci troviamo viceversa che la persona che ha fatto l'aggiotaggio, se ha diffuso in sostanza informazioni e i gruppi di amici di qualche banca si sono liquidati le azioni quando erano in tempo per poterlo fare, dell'aggiotaggio si risponde da 1 a 5 anni di reclusione. Quindi fate voi i conti. Anziché i 12 della corruzione, si fa presto a dire che questi reati, se aumentano le denunce ancora di più, perché il processo diventerà, il crack Parmalat ce lo insegna, diventano più difficili quando ci sono molte parti, notifiche che non arrivano e così via, diventerà molto probabilmente una bolla. Quindi il rischio è molto forte da questo punto di vista. So che tra le ipotesi di reato, se non sbaglio, ci sarebbe anche l'estorsione 6-29 che porta la pena fino a 10 anni, in certi casi addirittura fino a 20, e quindi allontana per un attimo a regime di prescrizione vigente questo pericolo, però è un problema reale. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, rientro Federico D'Inca che ho visto che voleva intervenire, tra poco.